grida sono state queste in un centro storico blindato. Per il resto è stata davvero una marcia silenziosa, come annunciato dagli organizzatori, quella per l'indipendenza del Veneto. Unica bandiera ammessa, il vessillo col leone di San Marco. Da Porta Santi 40 a Piazza dei Signori, sotto la pioggia e sotto gli occhi di polizia, carabinieri e vigili urbani, decine di attivisti si sono messi in cammino a sostegno del referendum per il distacco dall'Italia. Pochi cartelli, un solo striscione. Secondo i promotori, infatti, non c'è più bisogno di urlare slogan roboanti. Ormai si tratta solo di partecipare al plebiscito digitale. Siamo stanchi del sistema Italia, vogliamo autodeterminarci, vogliamo l'indipendenza del popolo veneto e di chi vuole bene al popolo veneto e vive e lavora con noi. La consultazione è fissata per il prossimo 16 febbraio. Ai veneti gli indipendentisti proporranno questo interrogativo: vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana, sì o no? E sono 30.000 le firme presentate all'Unione Europea per chiedere un monitoraggio internazionale che assicuri la legittimità del voto popolare e l'attuazione delle conseguenti decisioni. Proprio in questi giorni la Commissione per le petizioni dell'Europarlamento ha risposto al Comitato Plebiscito 2013, dichiarando ammissibile l'iniziativa in quanto consona al regolamento europeo. Defendemo la pace e la libertà. Tutti insieme con un solo cuore, tutti insieme una sola nazione. Dentro il cor conservemo il leon, non saremo mai vinti con sui fondamenti del nuovo domani. Viva, 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 libertà, sempre, sempre, sempre. La mia tuta accessoriata. Oh yeah! Ancora una volta il possente Beck!